Amici bellini, ci sono diversi contenuti nella mia mente e uno di questi era sicuramente il pagellone, ve l'avevo detto ieri, poi dovevo fare una live che poi non si è fatta, stasera andiamo live, quindi state tuned, c'è già il link, però unisco il pagellone con la tier list che è divertente, cominciamo! Io poi non so se... benvenuto Ale Forbit prima di tutto e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Io sono sempre quello di ieri che però fa un secondo contenuto per oggi, quindi lasciate like per stacanovismo, proprio per lo stacanovismo più assoluto. Potrebbe uscire oggi, quindi domani, per me, qualcosa di più pregnante. Fanno l'annuncio di Conte, dobbiamo fare un altro video, altrimenti io mi anticipo e faccio questo qua. Quindi ci spostiamo con un ambrabam un po' tattico e un po' no. Ho trovato questa cosa, mi sono per questo, io il tier list l'avevo fatto anche l'anno scorso per gli allenatori, se ve lo siete persi ci sono molti spunti in quel video, se scrivete azzurro fluido tier list allenatori vi esce e secondo me ve lo dovreste vedere. Con Napoli Network dovevo fare la live, problemi tecnici e mi avevano detto facciamo la tier list eccetera eccetera, io già dovevo fare il pagellone, ne approfitto e ne parliamo, visto che i voti miei lasciano il tempo che trovano, perché non posso dare... che ne so, Mario Rui 5.6, anche se forse è un voto preciso, però dobbiamo arrotondare un po' e invece di dare i voti come le maestre li mettiamo nella tier list. La tier list è presto detto, giocatori top, detto con la voce di Spalletti, insomma quelli là che proprio sono per me inamovibili, titolari, quindi già andiamo rispetto a questa stagione passata, andiamo verso il futuro, cioè io su questi punterei per vederli titolari l'anno prossimo, lavorarci su giocatori che hanno del potenziale ma ci devi lavorare, eviterei giocatori che eviterei nella mia squadra e neanche i gatti che è la categoria finale, non voglio dire nemmeno in eccellenza eccetera eccetera, ma anche i cani, nel senso che preferirei proprio di no. Andiamo per l'ordine qua di questa tier list, io già l'ho trovata così, ho semplicemente aggiunto gli ultimi arrivati, Dendonker eccetera eccetera e andiamo a metterli in ordine. Gollini, ora per esempio noi facciamo questa cosa ma già sappiamo, almeno ci hanno detto che Gollini non viene riscattato, quindi noi lo mettiamo, che potrebbe essere sicuramente un lavorarci su, perché io di Gollini mi sono fidato, alla fine Gollini 6.3 di media mia rispetto al 6 di Meret, quindi Gollini mi dava un pochino più di tranquillità rispetto a Meret e quindi non dico titolare perché non lo può essere se il Napoli non ci punta su, se non piace a Conti i Gollini, per questo Gollino non piace a Conto, però lavorarci su, perché secondo me era un portiere che non era male, non era da evitare per me. Gollini Caprile se la giocavano, Meret mi convince un po' di meno, ma andiamo avanti. Di Nikita Contini si dice un gran bene e quindi lo mettiamo tra i giocatori top, perché al di là di tutto te lo devi tenere, a me piace, pur le poche volte che ha giocato mi piace, non avrà mai una chance, ma ricordiamo le liste, quindi teniamo anche presente che servono dei giocatori italiani, giocatori che sono cresciuti nel tuo vivaio, quindi lo mettiamo tra i giocatori pop, diciamo simbolicamente, e va bene così. Rachmani, ecco, Rachmani è una dolente nota, perché quello che prende 5.5 nella mia pagella finale, e onestamente è difficile pensare che ci sarà un altro. Io bisognerebbe cambiarli tutti e quattro quelli però come stagione complessiva Rachmani ci va sul lavorarci su, perché secondo me, essendo uno di quelli che è sceso di più rispetto a 2 anni fa, ci devi lavorare su e farlo ritornare a performare, perché Juan Jesus, Ostigard e Nathan, Rachmani onestamente è il migliore di questi qua, nonostante abbia fatto una stagione pessima anche lui. Lavorarci su, devono esserci dei giocatori su cui Conte può lavorare. Idasiak, altro portiere top, che vi devo dire, mettiamolo neanche i gatti, perché comunque servono 2 portieri forti e già ho messo Nikita Contini tra i top che mi tengo. Non è niente contro i Dasiak, ma che non abbiamo un rapporto. Vai tranquillo, i Dasiak. Cagiasti o Caiuste. Ecco, Caiuste chiude con un punteggio di 5.9. Quasi raggiunge la sufficienza, non comincia benissimo, non ha dimostrato
grandissime cose. Onestamente lavorarci su, il che significa anche turnover, il che significa anche giocatori che ti puoi tenere in panchina perché ti possono tornare utili. Certo non lo immagino come titolare inamovibile, però ci lavori su e qualcosina l'ha dimostrato anche nel finale. Per esempio meglio lui di Anguissa quest'anno, se vogliamo, come impegno, come voglia di farlo. Dopodiché è chiaro che non ha caratteristiche tecniche o di grandissima qualità. Lavorarci su. E poi Demme, signori, non sto scherzando, Demme finisce nei giocatori top, ma è chiaro che non lo è chiaro che già lo abbiamo salutato, è fuori rosa, però Demme 6.75 in quelle due occasioni, poche apparizioni, ed è migliorato rispetto all'anno scorso dove comunque non giocava. Quindi è un simbolo metterlo tra i giocatori top. Ovviamente non significa che si riparte da Demme, però un Demme probabilmente ti sarebbe tornato anche utile se avessi fatto delle scelte diverse, ma questo è il Napoli di quest'anno, o meglio dell'anno scorso, vediamo di un altro Napoli. Giovanni Di Lorenzo, a.k.a. il capitano, aiuto. Il capitano chiude con un 5.7 per me, quindi sta in orbita con un poco meglio di Rachmani, però insomma nell'ambito di Ostigard e di Juan Jesus, per esempio è andato meglio Zanoli ed è andato meglio Mazzocchi, per capirci, ma ovviamente Di Lorenzo, se non lo vendi, e deve essere titolare, perché quanti titolari vogliamo comprare? Lo mettiamo tra i titolari perché è uno di quelli che in una situazione di normalità, con un allenatore bravo che gli fa fare le cose giuste, se magari gli fa saltare anche un paio di partite, consideriamolo titolare, anche perché molto spesso Giuffrida fa il bluff e non ha squadre, oppure se arriva l'offerta deve arrivare un'offerta buona, non è che lo regaliamo alla Juventus, non è che lo regaliamo a Giuntoli, quindi io lo metto tra i titolari e poi ci devono far sapere, Manna ci deve far sapere, e Anguissa deve andare per forza nella categoria lavorarci su, perché malissimo 5.5 totale, però in discesa libera rispetto a così, e là dipende dall'allenatore, perché è un giocatore che ha un potenziale incredibile. Se l'allenatore lo mette sotto il torchio e lo tiene sempre in tensione positiva, e allora diventa ovviamente un titolare, ma bisogna lavorarci perché male, quindi questa tier list è un misto tra come sono andati quest'anno, pagellone che vi sto dicendo i voti di quest'anno, e anche uno sguardo verso il futuro di cui parleremo in live. Gaetano è interessante perché Gaetano ti ritorna, e Gaetano chiude per le apparizioni con il Napoli con 6.1, quindi non male, raggiunge la sufficienza. Non lo posso mettere titolare, ma mettiamo tra i lavorarci su, perché è una delle cose su cui il Napoli deve pensare. Foloruscio, Gaetano, Zerbin, tutti questi qua che ritornano, cosa ne vuoi fare? Mettiamolo tra i lavorarci su. Dopodiché Juan Jesus, che voi sapete io ho difeso, ho cercato di analizzare con la massima obiettività, mentre tutti lo insultavano a prescindere dalla prestazione. Io vi dico che Juan Jesus chiude a 5.7 per me come voto complessivo, uguale ad Ostigard, uguale a Di Lorenzo. Però io metto tra eviterei, perché o lo fai capitano o lo fai, perché oramai si è capito che ci sono delle cose che non vanno benissimo anche all'interno dello spogliatoio e andrebbero chiarite. Però non puoi ripartire da Juan Jesus l'anno prossimo. Se te lo tieni come ultima scelta affidabile quando capita il cataclisma, vabbè, ma io eviterei, perché c'è poco da lavorarci su. Sai già quello che ti può dare Juan Jesus, e sai già che un anno in più Juan Jesus si abbassano i riflessi, non sarà veloce come un tempo, e quindi eviterei, diciamo che eviterei. Dopodiché arriva Kvara, che va di diritto nei giocatori top. Kvara chiude con un 6.4, è il migliore in assoluto dopo Demme e dopo Zerbin, che se ne dica, ragazzi, ditene quello che volete voi. Nello scatafascio più totale Kvara è stato top player di questa squadra in assoluto, e dietro di lui c'è lo podcast, per capirci. Arrivano gli uccellini, salutate gli uccellini, quindi non c'è niente da dire, non ci sono, perché sto sentendo, se arriva l'offerta lo devi vendere per forza. No, non lo accetto. Non puoi comprare nessuno, non puoi comprare nessuno con quegli stessi soldi, che abbia lo stesso stipendio, con lo stesso potenziale, non c'è nessuno. Quindi Kvara lo devi blindare con un bel contratto e subito, fare anche in fretta, ed è pure tardi.
Lindstrom, aiuto, Lindstrom chiude con, non so nemmeno se sta tra i centrocampisti, 5.9, insomma io ho dato probabilmente dei voti anche di incoraggiamento, ho riconosciuto che non fosse sempre colpa sua, ho riconosciuto che con pochi minuti a disposizione è difficile incidere, quindi chiude con lo stesso voto di Cajuste e lo mettiamo tra i lavorarci su, perché è uno di quelli che anche lì devi capire cosa ne vuoi fare. Va inquadrato tatticamente, va fatto crescere a livello muscolare perché è molto leggero, sarà alto ma è leggero, contrasti ne fa pochi, rincorsi all'indietro ne fa pochissime, e quindi se arriva uno Conte per dire ma lì lo mandiamo al creatore, e invece no, ci dobbiamo lavorare su, o pensare a un prestito, a una situazione tipo De Ketelaere, che tutti paragonano questa cosa con De Ketelaere, in realtà andrebbe paragonato a Kamada proprio per da dove viene e come giocava. La Lazio ha risolto mettendo Kamada a centrocampo, secondo me è lì che può trovare un po' di spazio, ma in un 4-3-3 Tudor lo fa giocare a 2, non lo so, non eviterei perché la spesa è stata grande, ma bisogna lavorarci su. E poi Meret 6, e prendiamoci un portiere titolare. Mamma mia, Conte ha detto che gli piace, non c'è un portiere titolare in questo momento, perché poi ti torna Caprile e devi ragionare su Caprile che è giovane, però magari mi sa che sono simili. Ecco, io quando vedo le parate di Caprile, anche quelle belle, alcune che con respinta centrale, andatele a vedere tutte le parate di Caprile, crei comunque del rischio, però intravedo in Caprile personalità e anche una certa influenza sulla difesa, nonostante la più giovane età. Io metto Meret, eviterei un altro anno con Meret perché non convince la piazza, non convince forse nemmeno i compagni, non so se noi convinciamo lui e non so se effettivamente Conte l'ha chiesto così. Io eviterei. Ha fatto degli errori e delle cose, ma ha fatto anche delle parate. Il problema grosso non era Meret quest'anno. Nathan, aiuto, forse il peggiore? Temo sia il peggiore di tutta la cucciolata, sempre con le attenuanti che dobbiamo dare a uno nuovo che entra in una squadra disastratissima. Lo metto neanche i gatti, ma semplicemente perché servono dei titolarissimi in difesa e serve gente così. Nathan io lo manderei a giocare in una squadra di media classifica di Serie A, e l'hai fatto l'investimento, magari ti ritorna più in là, però non possiamo fare esperimenti l'anno prossimo perché non possiamo e dobbiamo arrivare quarti perlomeno. Quindi Nathan io neanche i gatti lo voglio vedere ancora titolare. Mo esplode? Direi di no, fallito l'esperimento Nathan, 5.3 fallito. Olivera chiude 5.7 come Di Lorenzo, come Juan Jesus e Ostica. Sono combattuto, bisognerebbe lavorarci su il fatto che lui lavori con Bielsa in nazionale e dove fa il centrale poi, ma lui nasce esterno a tutta fascia nel Getafe, quindi può fare sia il quinto, può fare il braccetto, probabilmente meglio braccetto che non terzino proprio puro a 4. Non mi convince tanti, non mi piace posso essere onesto con voi fino in fondo. Olivera mi dà l'impressione che ha una corsa bella fluida, lo dissi, no? La corsa alla Teo Hernandez, ma non ha i piedi di Teo Hernandez e non pensa delle cose alla Teo Hernandez. Io onestamente Olivera eviterei, ci si potrebbe lavorare su, ma lo vedo un giocatore che sì, fisicità, anche tanto impegno, ci mette tanto impegno, è ciuccio, nel senso è ciuccio di fatica, che ci mette tanto impegno, ma io eviterei, vorrei qualcuno un po' più forte lì sulla sinistra. Se devono andare le fasce devono andare. Osimhen è ovviamente giocatore top che perdiamo nella logica, se lo perdiamo, perché notizia di ieri, infortunio abbastanza serio per Osimhen, tipo 4 settimane di stop, non può andare in nazionale, lo comunica la Nigeria, e queste voci parlano. Io l'ho sempre detto, Osimhen è uno problematico per una serie di situazioni. 130 milioni, ma chi te dà? Voglio proprio vedere se poi è vero che Paris Saint-Germain ha detto no, ma quale Osimhen, se ci dai Kvara forse 100 milioni lì, bisogna ragionarsi. Lo ripeto, dissi 70 milioni devi accettare, così scendiamo 60, anche 50 milioni devi accettare e stringere la mano per Osimhen. Ma chiude a 6.3 nonostante la stagione devastante, il suo lo ha fatto. Giocatore top che ci mancherà assolutamente. Ostigard 5.7, io ci lavorerei su, secondo me è una buona riserva, però sto mettendo le riserve o sto mettendo i titolari là. Eviterei
semplicemente perché serve gente che imposta, bravo di testa. Lui dovrebbe stare proprio in mezzo tra lo eviterei, però se ci lavori su uno ci può lavorare su. Di base dico eviterei perché anche lui 5.7 e più che altro lui voleva pure andarsene magari con il nuovo allenatore, nuovi stimoli e nuove cose, però avendo messo Juan Jesus fuori Ostigard come quarta scelta va benissimo, come titolare direi di no, e dobbiamo sempre capire se giochiamo a 3 perché altrimenti ce ne servono tantissimo. E che belle Mazzocchi. Ecco, per quello che ho detto per Oliveira vale per Mazzocchi, nel senso ciuccio di fatica, nel senso che va, che si impegna tantissimo, non ci intravedo grandissima qualità, però è uno su cui, ecco, io direi lavorarci su perché è appena arrivato, perché butterà il sangue per la maglia, perché è impossibile che te lo vendi, quindi va a lavorare, si può lavorare su e può essere un comprimario. Se lo utilizzi come vice Di Lorenzo non gioca mai, a meno che Calzona non decide di togliere Di Lorenzo a 5 minuti dalla fine giusto per... scelta che continuo a non accettare. Se viene come vice Di Lorenzo non gioca mai, ma se Di Lorenzo se ne va e arriva un terzino medio che non sia anche capitano e che non sia di Giuffredi, allora vuol dire che su Mazzocchi ci puoi lavorare. Politano, signori, Politano chiude con 5.9, quasi arriva alla sufficienza, per un po' ci ha salvato lui, probabilmente una delle sue migliori stagioni nello scatafascio del Napoli a livello numerico. Se arriva Conte direi proprio di evitare Politano, c'hai Ngong, devi lavorare sulla Spadori, devi lavorare su Lindstrom, puoi avere nuovi spunti, Folo Ruscio, Gaetano, magari sottopunto che non devono essere per forza alle destre. Politano fa un grande lavoro di sacrificio, ma mi sono anche vorrei anche guardare avanti, anche e purtroppo, e prendila così com'è, caro Matteo, anche per il tuo procuratore, lo devo dire, mi dispiace, se i giornalisti non hanno il coraggio di dirlo, lo dico io. E idem per quanto riguarda Mario Rui, stesso discorso, non vedo perché Di Lorenzo debba essere poi messo in discussione, non si mettono in discussione Politano e Mario Rui, e se poi Di Lorenzo ha saputo ma sono tutti cedibili, e allora sono tutti cedibili anche Politano e Mario Rui, e allora ti devi arrabbiare anche con loro. E dove stanno le offerte per questi qua? Fai la voce grossa perché magari sai che Giuntoli te la vuole fare un'offerta, e allora non va bene. Mario Rui chiude con 5.6, quindi in grossa discesa anche lui, giocato pochissimo, situazione disastrante per l'età che avanza e per il fatto che qualche infortunio anche di troppo eviterei. E poi Raspadori che chiude a 6. Non so come ci arriva alla sufficienza Raspadori, perché non mi rimane una sensazione di grande stagione, però evidentemente all'inizio, quando giocava un po' di più, quando veniva messo anche a centrocampo, abbiamo intravisto la volontà di essere duttile, di mettercela tutta su tutti i palloni. Poi è piccolino però è tosto, lotta, poi ha facilità di calcio, ricordiamo che vede la porta. Se lo fai giocare un po' di continuità vicino alla porta puoi vedere delle altre cose, quindi io direi lavorarci su, anche perché stiamo parlando di un giocatore su cui si è fatta la spesa e bisogna trovare una collocazione. Simeone è quello che più è sceso come rendimento rispetto all'anno scorso, dove qualunque pallone toccava anche per 2 minuti diventava oro, diventava gol. Simeone chiude con 5.8, che comunque non è male, ma è quello che scende di più rispetto all'anno scorso, e credo che anche lui voglia andare, credo che non voglia fare un'altra stagione dietro al prossimo attaccante che arriverà. Certo, se si giocasse con 2 punte ci ragionerei su, ma non lo voglio mettere tra i gatti, ma eviterei un'altra stagione per Simeone di sofferenza, di non giocare. Vatti a giocare una chance dove magari puoi giocare di più, che te lo meriti. Io sono molto molto affezionato a Simeone. Cambiamo l'argentino, pigliamo Alvarez, io ci tengo e lo ripeterò. Lobotka è quello che subito dopo Kvara è il nostro top player nel marasma generale, lasciato da solo a centrocampo, ha portato la croce, ha portato l'acqua, ha disegnato calcio,
lungo, breve, contrasti, ha fatto tutto quello che poteva fare da solo, ha dimostrato di tenerci, ha dimostrato di poter fare tutto in questo centrocampo, e da lui non si può prescindere. Lo puoi mettere a 2, lo puoi mettere a 3, lo puoi mettere dappertutto, anche lo strappo, cosa nuova che ci ha fatto vedere, non si tocca. Dopodiché Zanoli è un altro che ti tornerà. Io, se immagino una coppia di terzini, Zanoli-Mazzocchi, mi viene da piangere, ma onestamente tra Zanoli e Mazzocchi io intravedo in Zanoli la stessa corsa, forse anche un po' più alto Zanoli, qualche cross lo mette bene. Per me sono assolutamente sovrapponibili, quindi metterei anche Zanoli tra quelli su cui insomma lavorare e vedere di farlo migliorare, di puntarci, oppure no, oppure lo vendi. Ma Zanoli è lista, Zanoli è italiano che ti conviene tenere, vivaio, e quindi probabilmente non puoi lasciarlo andare così velocemente. Idem per quanto riguarda Zerbin, che nelle poche apparizioni ci è anche piaciuto, ma onestamente eviterei di avere troppe scartine, che poi dopo diventiamo una squadra un po' mediocre, perché una Salernitana, un Mons, un Sassuolo e tutte queste squadre, il Verona, il ragazzo del Verona, e qualcuna ti viene bene, qualcun'altra però qualche pezzo pesante lo devi mettere, perché vedete che ci sono pochissimi titolari perché insieme a questi due titolari, e uno non è nemmeno sicuro, ci devi aggiungere Kvara, ci devi già togliere Osimhen, siamo a 4 giocatori se resta Di Lorenzo. Attenzione, Zielinski lo abbiamo salutato, quindi lo mettiamo tra neanche i gatti, perché non può rimanere. Zielinski chiude con un 5.8, aveva cominciato molto bene e se n'è andato in discesa finché non lo hanno mortificato anche con la decisione della Champions e delle liste, e chissà, insomma lo vedremo con l'Inter alternarsi in quel centrocampo. L'Inter ha un sacco di partite da giocare, beati loro, e disegnerà calcio senza problemi lì, e va bene così. A me va bene salutarlo, mi sarebbe piaciuto salutarlo un po' meglio, ma lo devi sostituire bene, perché ricordate che serve qualità in questa squadra, c'è poca qualità. Dendoncker, neanche i gatti, non c'era nemmeno nella lista delle cose di Peppe Di Palma, perché non gli ho potuto mai dare un voto. Se spiegatemi che cosa significa Dendoncker, l'acquisto di Dendoncker, ma quello lo voleva Mazzarri, non fatemi ridere, l'avete preso al posto di Dem, perché poi è saltato Perez e avete detto quello può fare il centrocampista e anche il difensore, ci avete fatto ridere. Elmas chiude con 5.9, quindi vicino alla sufficienza per quel poco che ha fatto prima che venisse anche lui sbolognato in velocità, quindi lo devo mettere tra neanche i gatti, anche se io su Elmas lo metterei qui tra i titolari, ma è storia del passato e quindi non ci possiamo lavorare. Su Traoré 5.7, ha fatto intravedere mezza cosa, qualcuno si era esaltato, ma poi se n'è sceso. Neanche i gatti, non verrà riscattato e bisognerà ragionare. Hai tolto Zielinski per Traoré, va benissimo. Ngong, onestamente lo metto tra quelli là titolari, giocatore su cui secondo me puoi puntare seriamente, e chiude con 6.4, quindi con il voto di Kvara, però giocando molto di meno e facendoci vedere tanto impegno, tanta applicazione, spunto, tecnica, un buon tiro, anche velocità, giocando molto meno, con molte occasioni per farlo, e arriva ad essere praticamente tra i migliori insieme a Zerbin, a Demme e a Kvara, insomma tra i migliori, meglio di Osimhen. Quindi questi sono, immaginate, cioè rendetevi conto, no? Il pagellone ideale, e anche in prospettiva, propensione del futuribile, Nikita Conti, e vabbè, così Dem e l'hanno salutato, e vabbè, quindi così Osimhen l'abbiamo salutato, quindi con logica c'è Kvara, c'è Lobotka, punto, e speriamo che nessuno li voglia e che non se ne vogliano andare. Di Lorenzo, stagione tremenda, ma un terzino destro titolare Di Lorenzo, facciamo conto che Di Lorenzo rimane, facciamo conto così. Anghissà, tutto da recuperare, sarebbe da lavorarci su. Ovviamente un titolare, non ci sono titolari per l'anno prossimo. Che squadra gli dai a Conte? Non riesco a capire. Gollini non ci sarà, devi lavorare su Rachman,
e lo promuovi titolare. Devi promuovere titolare sicuramente anche Sa, Lindstrom, Cajuste, Gaetano, non me la sento di mettere. Foloruncio lo potremmo mettere tra quelli lavorarci su sicuramente. Popovic direi che deve andare anche lui a giocare, se non ha mai giocato con il Monza, un'altra squadra, magari in Serie B, visto che è molto giovane, gli facciamo fare un pochino le ossa, non è che può venire Popovic e lo mettiamo titolare con Conte. Signori miei, volete sapere come gioca il Napoli con Conte? Prima di tutto mi dovete dire chi gioca in porta. Caprile, mettiamoci Caprile. Poi mi dovete dire, diciamo, difesa a 3. Benissimo. Rachmani, braccetto di destra tipo Verona, e capitano, probabilmente sarà il capitano Rachmani. Volete Buongiorno, perché tutti quanti, in tutte le formazioni del Napoli e del Milan sta Buongiorno in mezzo, Anchco e tutte queste cose. Mettiamoci Buongiorno al centro e poi a sinistra Nathan, quindi ne serve un altro titolare e tutti i corrispettivi in panchina, diciamo uno Ostigard, ma poi ne servono altri. A sinistra diciamo Olivera, servono altri, non lo so, sono convintissimo del rendimento così. A 2 ci mettiamo Lobotka e Anghissà, con Cajuste primo cambio e poi ne servirà un altro, di qualità ne vedo poca lì. A destra Mazzocchio o Di Lorenzo ovviamente e Zanoli. E poi sotto punta, che è un punto interrogativo, la punta interrogativa, ci mettiamo Kvara e Ngong, che va benissimo, con primi cambi Raspadori e Lindstrom, e vediamo così. Scudetto da New York, Valerio Fluido è tutto, mi dite cosa ne pensate? Non penso di essere stato catastrofico, penso di essere stato obiettivo.